Stiamo facendo le prove con l'autobus di tutto l'itinerario, perché comunque che quell'incrocio là, insomma, che un po' perché loro erano convinti che il treno passasse, l'ha detto, cioè nel momento in cui il passaggio a livello fermo, stare l'aeromea per girare a sinistra, no, perché proviene da Rosolina, allora abbiamo detto intanto il treno per adesso non passa perché fa manutenzione. Quest'oggi il sindaco Armelao e l'assessore ai trasporti Boscolo Chio si sono recati con un bus extraurbano di Arriva Veneto a Cavanella d'Adige per fare una prova del percorso e vedere le criticità che presenta. La prima criticità è consistita nella pericolosità dell'incrocio che si è preferito evitare facendo fermata sulla Romea e facendo invece attraversare i ragazzi. Il tutto a causa del passaggio a livello e della possibilità di trovarlo chiuso. Problema risolto in quanto il treno ancora per alcuni mesi non passerà a causa di lavori che si stanno eseguendo sulla tratta di percorrenza. Notizia di cui sembra siano tutti venuti a conoscenza in questi giorni. Il treno avrebbe potuto rappresentare un'alternativa al bus, ha affermato l'assessore, ma ora non c'è e si deve trovare una soluzione proprio con i bus. Il bus sostitutivo al treno da mesi entra a Cavanella per caricare i passeggeri in sicurezza. Ora lo potrà fare anche a Riva Veneto. L'utenza ha ribadito in tutti i modi possibili la poca efficienza dell'applicazione adoperata per prenotare le corse. Una mamma ha fatto notare che negli ultimi 2 giorni i suoi figli hanno dovuto attendere il bus anche per 1 ora e mezza nonostante la prenotazione. Si tratta di bambini. Arriva Veneto sta provvedendo a sistemare l'applicazione per garantire una maggiore efficienza, mentre gli orari li si stanno ancora studiando. Dopo una decina di minuti, sindaco e assessore sono risaliti in bus e se ne sono andati, lasciando i cittadini a chiedersi cosa abbia mai risolto l'incontro. Quello che invece ci chiediamo noi è che da mesi si era detto che si volevano fare modifiche sulle tratte e sugli orari per ottimizzare il servizio. Perché si è aspettato il 2 gennaio per mettere giù qualche corsa e cominciare a fare modifiche su percorsi e orari e non sapere ancora che pesci pigliare? Gli orari non sono ancora fissi, probabilmente in quanto sono ancora in divenire, ma la gente è messa in difficoltà e dall'incontro di oggi si è capito che in difficoltà è l'amministrazione, che sembra navigare a vista correggendo la rotta a seconda degli ostacoli che trova. Ma ieri sera ti hanno chiamato anche, non hai più risposto. Ma devo anche rispondere, è una presa in giro. No. Ieri sera sono rimasti a piedi anche ieri i miei figli, No. Ieri Come lì no? ti è arrivata una notifica che prima era in ritardo. Era in Ma ritardo. li hanno esclusi, li hanno disattivati, ci spiegava prima. Li hanno disattivati perché basta che un autista non faccia così, che smarca la persona che aveva prenotato, ti risulta che Non è così, anche in il giorno ritardo. prima Ma insomma, vabbè, se Dio se credete a sistemarla. voi, sono rimasti per strada i miei, non loro. Quindi saprò quello che dico, mi scusi. No, comunque. 2 giorni per strada sono rimasti. Finiscono sport alle 6:30. Ah, ma no, mi parlo della scuola adesso. No, scusami, anche della scuola. ok. Se stai per strada fino alle 8, dalle 6:30 fino alle 8, 2 bambini. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.